Attenzione! Bravo Lorenzo! Sì, Bea! Bravo François! Allo, allo!
Okay. Antonio, everybody turn. Chocolate, Rago. No, that's one. Chocolate, Coordinate. Guarda, Antonio. Gira, grazie. Oh, mamma mia! Pronto? Si intende? Ma intende in questa festa teatrale fornire un vago e armonia al tempo se andende mesmare che questa terra mise economia. Poi tenimos la crisi mundiale e in crisi è prusa la poesia. Ma spero che cambiare in suo futuro decide affettuoso un saluto. Arriviamo su. Ero più brava di te. Decisamente. Non lo so. Sicuramente come mi sta citando, è citata. Sto studiando io. Ma io sono studiato da ballo. E poi adesso che tu non dovevo magari vedere le bottiglie invece di lavorare e non lo facciamo che non lo facciamo. Sì che lo facciamo, però io tutti facciamo tutto di fretta. Invece adesso
Grazie. Io sono con il...
con una poesia. Savo e gira intorno in queste fate, chi sta sempre in sana si altura, ma può cantare qualche bella figura, ieri tutto naturale, al tempo se andende nel mare, cambiende la cultura, ma la essere dentro chi si paschede, poeta che a prima non è bimbo. Cantando un altro. Dai, un'altra. Scusate. alla cantamos una fattorina, prende di tempo sia benedito, chi non manca salute e appetito, e chi sia pieno ogni cantina, alla cantamos una fattorina. C'ha le pancine. Si può? Sì, certo, prego. Vedi tu sono un solo, non si piglia, che qui la sto Ehi! Pagali un carro! Hai In queste 3 settimane avete visto qui a Nurri degli artisti che sono venuti da tutto il mondo e che sono stati qua per poter conoscere un po' il nostro territorio
per lasciarsi ispirare. Farò un po' la traduzione anche a loro perché naturalmente non parlano italiano. Qualcuno magari ha incominciato a parlare un po', però possono capire anche loro quello che sto dicendo. So I'm saying that thanks a lot to them to be here, and that you arrived 3 weeks ago, and maybe they know you already because you were here just for knowing the community and for letting you inspired by this territory. Io non voglio dilungarmi con le presentazioni, eccetera, però vorrei fare dei ringraziamenti. Innanzitutto agli artisti che sono qui a Nurri. So I'd like to thank a lot to the artists that are here. Each one of you, thanks really a lot. It has been a pleasure to meet you and to have you here in Nurri. Thanks. Ho ringraziato gli artisti, volevo ringraziare il comune di Nurri, la persona di Antonello che ci ha supportato in questa iniziativa. Già il 3° anno che organizziamo qualcosa e lui è sempre presente, quindi grazie anche a lui che è stato possibile organizzare questo evento. Grazie Antonello. Abbiamo anche altri partner. Vorrei ringraziare la Fondazione Sciola con Maria Sciola e Tommaso Sciola. Grazie mille, perché il progetto Subviginau è nato anche grazie a questa ispirazione, diciamo, al messaggio che Pinuccio Sciola ha lasciato a tutti noi. Prima di passare il microfono anche a Maria, vorrei però fare anche piccoli ringraziamenti all'Hotel Stellas, grazie mille per l'appoggio, per il catering che poi sarà servito all'interno del monastero, Archeogeo, la biblioteca, insomma tutte le persone che comunque ci hanno appoggiato in questa iniziativa. E grazie anche a voi tutti, alla comunità di Nurri che ha accolto, che è stata disponibile, che ci ha aiutato come poteva. Ringraziamo anche i pastori, ringraziamo le persone che hanno lavorato nel sughero, le donne del pane e anche chi ha accompagnato i ragazzi nell'esplorazione del territorio. Grazie a tutti. Vorrei passare adesso il microfono al sindaco Antonello e poi Maria. Grazie Ivana, grazie a tutti. Naturalmente anche io mi associo a Ivana, ma il primo a ringraziare è proprio Ivana con la sua associazione per quello che sta facendo, per quello che ha fatto e spero quello che farà ancora. Sono 3 anni che comunque ci dà l'opportunità di far conoscere il paese di Nurri, la comunità, per le sue tradizioni, per la sua cultura, per il suo modo di fare e modo di essere, di una piccola realtà al centro della Sardegna. Parlo di continuo oppure ti fermo per... Allora, riparli e poi traduco a loro. Devo ripetere quello che ho detto. Sono distratta. È il bello della diretta. È il bello della diretta. Innanzitutto ripeto, questo progetto che viene chiamato Subviginau, che è vicinato. Nel vicinato praticamente è l'elemento in cui tutte le persone del proprio paese si ritrovavano e si condivideva la giornata dalla mattina alla sera con tutte, ripeto, le azioni che possiamo capire all'interno di un vicinato. Quindi noi abbiamo cercato di riproporre, ripeto, questo modello chiaramente in una forma un pochettino più ampliata e internazionalizzata. So he said that this project Subviginau is the neighborhood. Try to keep the people together. So I just make a small summary of what he said. And so it is the first year that we do this kind of project, but it has been very interesting. Thanks.
Il resto, ripeto, siamo tutti curiosi perché in effetti nessuno conosce tutto quello che è stato fatto se non l'animazione che in questo periodo Ivana con i suoi collaboratori hanno fatto, e quindi siamo ansiosi di vedere un pochettino il lavoro che ci presenteranno questi artisti, e quindi un ringraziamento di nuovo a Ivana e naturalmente agli artisti per aver accolto, ripeto, la proposta di Ivana ed essere venuti qui a Nurri. Speriamo di rincontrarci presto. They are very curious to know what you have done. So they want to see really what is inside the monastery now. And something else, voglio fare una piccola, voglio sottolineare adesso che ho il microfono in mano una piccola precisazione. Questo progetto è anche parte di una collaborazione con un partner importante che io non vedo qua, Terra Vivente, che è un'associazione canadese, e che anche grazie al supporto comunque di Terra Vivente noi siamo qua adesso. Quindi non so dove sia la responsabile, Elena, però magari, non lo so, forse è dentro e avete modo di vederla e di conoscerla se non l'avete già conosciuta. Maria? Con Maria Sciola abbiamo collaborato, la Fondazione Sciola ha ospitato per 5 giorni? Sì, 5 giorni i nostri artisti a San Sperate durante il Festival Saltarte, ed è stata un'esperienza grandiosa. Non so chi di voi è andato a visitare il giardino sonoro di Pinuccio Sciola o se conosce il lavoro di Pinuccio Sciola, ma andate perché ne vale veramente la pena. Io conoscevo il lavoro di Pinuccio e ho avuto modo anche di vedere le terracotte di Pinuccio Sciola con genti de vita mia, quindi delle piccole terracotte in cui rappresentava le figure dei suoi paesani, e quindi c'era questa sorta di attaccamento di Pinuccio nei confronti del paese e della sua comunità. Io sono andata da Maria e le ho detto: Maria, a me piacerebbe fare un simposio qua perché mi piace molto il lavoro di tuo padre, e lei mi ha detto: sì, facciamolo, ti invito a Sant'Arte. E così ci ha invitato a Sant'Arte. Quindi volevo ringraziare pubblicamente Maria. Tommaso, vieni per favore, anche lui. E io ho invitato prima la donna perché comunque, insomma... Grazie veramente, grazie a loro, grazie. Allora, in realtà salve a tutti, Nurri, è un piacere essere qua, tra l'altro ringrazio Ivana perché ho scoperto questo paese più in profondità, c'ero già stata perché stiamo cercando le opere di nostro babbo, di Pinuccio, sparse in tutta la Sardegna. Lui diceva: questa terra è la più bella scultura al centro del Mediterraneo, e quindi in tanti paesi sono stati i punti per i suoi progetti e per installare le sue opere. Quindi capito in questo piccolo paese, questo nanetto che toccava le sculture è il nipote di Pinuccio, ma soprattutto quando ho conosciuto Ivana a San Sperate mi ha tra virgolette stupito la sua idea di portare avanti una residenza in un piccolo centro della Sardegna, perché vi dico la verità, mio babbo ha lottato tanto e non vedeva che in San Sperate si sarebbe creato fondamentalmente quel centro di idee, di cultura e di turismo, perché era difficile, all'inizio era molto molto difficile. E io anche da ragazzina spesso mi scocciavo perché sentivo le lamentele. Un giorno torno a casa da scuola e babbo aveva installato per il paese queste panche in pietra, bellissime, e c'erano sopra questi signori che si lamentavano, e quindi io tornai a casa e dissi: però babbo, gliele metti, le regali e si lamentano pure. E lui mi disse: tranquilla, perché ogni cambiamento desta un attimo di diffidenza. E aveva ragione, perché vai ora a togliergli le panche in pietra che aveva messo. San Sperate è abituata, continuiamo a fare tanto, ma siamo anche abituati a vedere
tanto nel nostro paese, da artisti di strada a super performance, e siamo pronti ad accoglierla, ma siamo abituati. Invece nei centri, quando si svolgono questi movimenti nei centri della Sardegna, è ancora più particolare. È bello, è interessante anche vedere com'è il rapporto con queste persone che vengono da fuori, che non sono abituate alla nostra cultura. La nostra è una cultura di grandissima accoglienza, e io so da Ivana che questi mesi ha fatto un grandissimo sforzo per mettere in moto e portare avanti questa residenza, lei, Thomas, a Terra Vivente. Però so che il paese poi si è dimostrato veramente molto accogliente. Chi ha avuto contatti con questi ragazzi, adesso non li ho traduco però, è stato veramente molto gentile, hanno offerto il caffè, le cene, un sorriso, una stretta di mano, e adesso sono loro che vedono tutto questo come il cambiamento, come una diffidenza. È difficile, forse ancora di più per loro, capire la cultura nostra dell'accoglienza. Non è facile, soprattutto se vieni dall'America o dal Canada, a trovare quello che vieni, entra a casa, che ti faccio vedere i miei quadri, le mie opere. Quando mio babbo iniziò a fare i murales sui muri a San Sperate, dove vi invito a venire, Ivi, dentro, tutti dentro. La gente passava e diceva: Gasti, Augusto è sti torrato con sa febbre gialla, perché era in Spagna lui. Dicevano: questo è impazzito. Ecco, in realtà forse impazzire ogni tanto porta anche bene. Diceva anche: basta guardare solo al passato. Se guardiamo solo al passato siamo persi. Quindi l'importante forse anche per portare avanti, per noi che lavoriamo in questo ambiente, è lo scambio. Lo stringersi la mano, il guardarsi negli occhi, e anche dire ciao in un'altra lingua. Adesso ci sposteremo dentro, vero Ivana? Ti faccio parlare a lei. Io ho portato qua una scultura in calcare di mio babbo, perché comunque era uno scultore, non un fioraio, quindi un po' pesantine sono, ma riusciremo in casa a portarle dentro, e avrò il piacere di farvela ascoltare, di farvi sentire le vibrazioni, e l'unica che mi risponde è la bimba, con le pernate. E vi invito a venire a San Sperate a visitare il Giardino Sonoro, che è un luogo veramente fuori dal tempo, con questi grandi monoliti. Io sono abituata, però ogni volta anche che le accarezzo, queste vibrazioni entrano in contatto con l'acqua, il calcare acqua, e mi rilassano ogni volta. E continuare a far questo, continuare a parlare di Pinuccio Sciola, di nostro babbo, e un po' mantenere anche legato questo filo tra figli, genitori. Ecco, questa adesso è anche la nostra missione di vita, continuare a parlare di lui, perché la filosofia e la grande eredità che lascia non a noi ma a tutta la Sardegna è un'arte che nasce dal rispetto per la natura, per la gente, per Sa Verda, per tutto. Quindi grazie Ivana, grazie Nurri, e ci vediamo dopo dentro.
Siete pronto? Mozo venida inno che certamente proponnere un vago e armonia per tutto di suoi occidente inno che dimostrare illuveria barrente colta e barrente intelligente ma cusò non cantano in poesia capino bene sasto e la natura io che non le fa che ne figura Via con l'organetto. Sta su gruscio. È sul vino? No, aderezza. 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 E stavolta no.
Grazie.